dal popolo tibetano. Quindi come Presidente dell'Intergruppo Italia Tibet rinnovo l'impegno affinché ci sia più tutela e più rispetto della dignità umana, della libertà religiosa, dei diritti fondamentali e delle ricchezze culturali, dell'identità di ogni popolo, e che il dialogo, il ritorno in questi tempi messo a dura prova sicuramente del ripristino dell'utilizzo delle regole del diritto internazionale sia un presupposto per la tutela di libertà fondamentali che oggi, ripeto, dalle scelte del governo della Repubblica Popolare Cinese sono fortemente messe a rischio. Non riguarda questo solo la questione tibetana, ma voglio fare riferimento in particolar modo a quella perché è proprio fondata, sono proprio fondate molte dei torti subiti in questi decenni dal popolo tibetano su una presunta unità etnica che in realtà spesso sembra essere il pretesto per annullare il diritto, non dico all'autodeterminazione, ma almeno all'autonomia del popolo tibetano.